Big match di seconda categoria girone C. Alba Ciccia di Pra, la capolista Voltri 87, ancora imbattuta, affronta la Stella Sestrese, che oggi ha bisogno di vincere per rialzare la propria classifica dopo un avvio non proprio ottimale. La partita si preannuncia ricca di emozioni. All'8º arriva una vera palla gol per la Stella Sestrese. Aufiero viene servito con un gran lancio dalle retrovie e si trova lanciato a rete. Il portiere Fornari copre bene e chiude la porta al numero 9, smorzando subito la gioia sestrese. La partita si sblocca al 16° con Maglia, che dopo una ribattuta del portiere ospite sulla gran botta di La Rosa trova il tapin vincente. Ma l'arbitro Fasci di Genova ferma tutto per il presunto fuorigioco dell'autore del gol. Ci riprova il Voltri con la percussione del bomber Sargineto. Il numero 11 riesce a superare il diretto marcatore, ma il tiro finisce fuori. Voltri è ancora vicino al gol con l'incornata di Ndao Shek, che sulla punizione battuta da Rizza vola in cielo. Il pallone termina incredibilmente alto. Altra clamorosa occasione per il Voltri con Barraco, servito davanti al portiere. Ancora una volta l'arbitro fischia offside e ferma il gioco. La Stella Sestrese ci prova trascinata dal proprio capitano D'Aloisio, che con questa potente conclusione da fuori scalda i guanti a Fornari, che blocca senza troppi problemi. Passiamo al secondo tempo. All'inizio della seconda frazione, Voltri vicinissimo al vantaggio. Il cross di Del Noce trova la testa di Sangineto. L'11 manca nuovamente l'appuntamento con il gol col pallone che termina alto. La partita svolta un minuto dopo. Del Noce, ancora protagonista, viene steso in area con un contatto dubbio. L'arbitro comanda immediatamente il rigore. Il portiere Bardi intuisce ma non ci arriva e dal dischetto Sangineto sblocca la partita. L'attaccante del Voltri conferma la sua media straordinaria di un gol a partita. La Stella Sestrese sfiora il pareggio a 10 minuti dal termine. La conclusione di Capitan D'Aloisio termina di poco a lato. Il portiere Fornari era comunque attento sul proprio palo. Ancora Stella Sestrese trascinata dall'esperienza del capitano, che da una punizione dal lato corto dell'area colpisce una clamorosa traversa. Ma il pareggio ospite arriva soltanto un attimo dopo. Il subentrato Barisone Gatto viene servito in area dopo un intelligente taglio. Da 2 passi non sbaglia e batte Fornari per l'1-1. Rivediamo il gol del numero 16 grazie alle immagini di Mattia Ciafardo. La partita termina tra le proteste e gli scontri che hanno caratterizzato interamente le 2 frazioni di gioco. Il Voltri 87 non riesce a mantenere il vantaggio anche in superiorità numerica. La Sestrese, dopo tanti tentativi, riesce ad agguantare il pareggio.